61esima Biennale d'Arte di Venezia aperta ufficialmente con l'anteprima Forte Marghera. L'arte più potente di ogni prepotenza, dice il presidente della Fondazione Buttafuoco. Nessuna notizia sulla partecipazione dell'Iran. La vigilia dei funerali di Alex Zanardi a Padova attese per domani, migliaia di persone, sarà lutto regionale, maxi schermo all'esterno su Santa Giustina, diretta su Antenna 3 dalle 10. È stato ritrovato il batterista di 24 anni padovano scomparso da Budapest durante un tour con la band trevigiana, oggetto sconosciuto, l'angoscia della famiglia, poi il sollievo. Tragedia a San Fior, malore fatale per una bimba di 13 mesi, inutili tentativi di rianimarla. Mia figlia era bellissima, un angelo, le parole del papà, era malata dalla nascita. Schianto a Carbonera, Silvia Zampieri non ce l'ha fatta, la 32enne dipendente della cooperativa alternativa di Vascone è morta dopo 5 giorni d'agonia, donerà gli organi. Dramma alla bocciofila di Villa d'Asolo, volontario 60enne della parrocchia sale sul tetto per sistemarlo ma precipita al suolo e muore sul posto. I carabinieri. È in condizioni gravi all'ospedale di Vicenza un pilota di parapendio straniero vittima di una caduta dall'altezza di 10 metri. I testimoni hanno dato l'allarme ai soccorritori. Lasciato nel bagagliaio dell'auto mentre i proprietari erano al cinema, è accaduto a Bassano, 2 coniugi denunciati per abbandono di animale. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano, come ogni lunedì, il tema del nostro sondaggio che è dedicato alla situazione internazionale, alla decisione dell'America di smobilitare le forze NATO in Europa. Basi USA, via i soldati, all'Italia conviene? È la domanda alla quale vi chiediamo di rispondere con una chiamata ai numeri che vedete in sovraimpressione. Se per voi è sì, 0422 162 6691, se per voi è no, 0422 162 6690. Come sempre l'esito verrà reso noto nel corso di Ring, in onda questa sera a partire dalle 21. Ed ora le notizie di oggi. Partiamo con la Biennale, perché la 61esima esposizione internazionale di Venezia ha aperto ufficialmente oggi con l'anteprima a Forte Marghera. In terraferma da domani il via con la vernice, 100 i padiglioni nazionali presenti. Venezia sta con Pietrangelo Buttafuoco e si schiera verso l'autonomia della Fondazione La Biennale di Venezia. A Forte Marghera l'inaugurazione che da 10 anni è diventata una piacevole consuetudine, portare l'arte e l'architettura anche in terraferma. Il Presidente non entra nel merito delle discussioni di queste settimane, mai cita esplicitamente le divergenze con il Ministro ai Beni Culturali Alessandro Giuli, ma presentando quello che dal 2019 è diventato un padiglione ufficiale della Biennale di Venezia di terraferma, dice: siamo circondati da fatti d'arte, siamo circondati dalla contemporaneità. Intorno a noi i giorni difficili e complicati di questa nostra esistenza. La storia bussa alle porte di quello che non è mai una decorazione, ma il sentimento profondo che attraversa l'arte. Mi piace ripercorrere la proposta di Fabrice Aragnot e individuare nelle 5 dita che preannunciano la mano un racconto a noi contemporaneo. Nelle prossime ore al via la vernice ai giardini fino a venerdì saranno 100 i padiglioni nazionali presenti, con alcuni cambiamenti dell'ultimo minuto decisi dai singoli stati. Fuori l'Iran, che non ci sarà, dentro la Tanzania e le Seychelles. Voluto sottolineare la felice alchimia di una fondazione qual è la Biennale di Venezia, che si riconosce nei suoi interlocutori, e quindi la città di Venezia, la regione Veneto, ringraziando i cittadini anche in questo che è a tutti gli effetti l'inizio di questa mostra. Questo dolcissimo calore che ci saluta mi dà la possibilità di dire il mio grazie e di ringraziare
scoio quo, perché questa meravigliosa mostra saprà raccontare un domani migliore. A Padova ora alla vigilia dei funerali di Alex Zanardi, attese per domani migliaia di persone. Il presidente del Veneto Alberto Stefani ha proclamato il lutto regionale. Bandiere a mezz'aste in tutti gli edifici regionali e lutto in tutto il Veneto per i funerali di Alex Zanardi che si svolgeranno a Padova nella Basilica di Santa Giustina. Il presidente Alberto Stefani ha proclamato il lutto regionale in segno di cordoglio e vicinanza al dolore della famiglia del campione morto venerdì 1 maggio. La scomparsa di Zanardi ha suscitato grande commozione in tutto il Veneto, regione con cui aveva un forte legame, scegliendola come sua casa. Il Veneto intende manifestare il dolore della comunità intera e testimoniare che l'esempio che Alex lascia sarà sempre un modello e un'ispirazione per generazioni di giovani e di persone a cui la vita riserva difficoltà, ha sottolineato il presidente Stefani, che domani mattina parteciperà alle esequie a Padova insieme a tante altre istituzioni. In città, come rappresentante del governo, dovrebbe arrivare il ministro dello sport Andrea Bodi. Oggi al Quirinale, incontrando le nazionali italiane di tennis femminile e maschile, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato Alex Zanardi, una persona di grande spessore umano, capace di motivare i giovani. Zanardi non soltanto richiama affetto ed ammirazione, ma anche un futuro di riconoscenza. Queste sono le figure che illuminano il nostro sport e danno il senso dell'importanza dello sport nella società, ha detto Mattarella. A Padova, per salutare il grande campione, non solo di sport ma anche di vita, sono previste migliaia di persone, non solo famosi come Fabio Fazio, Gianni Morandi e Bebe Vio, ma tanta gente comune. Ciao Alex, pedala libero per l'universo. Ad officiare il funerale Don Marco Pozza, il cappellano del carcere di Padova, con cui Zanardi aveva un rapporto di profonda amicizia. Insieme a Don Marco ci sarà anche padre Federico Lauretta della Basilica di Santa Giustina. Previsto anche un maxi schermo. Il feretro intorno alle 10:30 di domani mattina lascerà la struttura dell'OIC della Mandria, dove Zanardi era ricoverato da tempo, protetto dalla famiglia che in questi anni ha sempre custodito la privacy del campione dopo l'incidente in Toscana con l'handbike nel giugno del 2020. L'ultimo viaggio di Alex tra l'abbraccio dei tanti a cui lui ha insegnato il coraggio e la forza di vivere. Much more than this, I did it my way. Alessandro Zanardi. Domani dunque a Padova i funerali di Alex Zanardi e la nostra emittente Antenna 3 sarà in diretta dalle 10 per seguire la mattinata dell'ultimo addio al pilota e campione paralimpico. All'esterno della Basilica, come già accaduto per l'addio a Giulia Cecchettin ai carabinieri vittima della strage di Casteldazzano, verrà allestito un maxi schermo per consentire a chi si troverà nel sagrato di eseguire la cerimonia. Per tutti gli altri che vorranno partecipare, anche se da lontano, immagini, collegamenti e testimonianze per il Veneto e l'Italia intera, un addio commosso a un campione che per tutti è stato esempio di resilienza e fonte di speranza. Nel Trevigiano ora a San Fior, con la tragedia che ha visto la morte di una bimba di 13 mesi, ad ucciderla un malore fatale, inutili i tentativi di rianimarla. Bella, fammi... Bellissima, un'angela. Noi fatto compleanno in questo posto. Il compleanno? Sì. Un anno? Sì, mese scorso ho fatto un anno lei, il 2 aprile. Si aggrappano le foto che scorrono sul cellulare i genitori della piccola Sidratul. Papà Sunni le guarda con orgoglio e infinita tristezza, e non potrebbe essere altrimenti all'indomani del malore che le è stato fatale nell'appartamento della famiglia in un condominio lungo via Europa a San Fior. A nulla sono valsi i tentativi disperati degli operatori del SUEM 118 di salvarla dopo una crisi respiratoria, lei che dalla nascita doveva fare i conti con una malattia congenita. Quando lei è nata noi abbiamo già capito che lei ha insufficienza renale. Dopo lei è nata a Treviso, ospedale di Treviso, hanno trasferito a territorio neonatale a Padova, è stato lì 1 mese e mezzo, dopo trasferito a nefrologia.
cominciato a curare, cominciato dialisi. La piccola resta ricoverata diversi mesi, con lei c'è la mamma Yuma, poi il ritorno a Sanfior, dove inizia una quotidianità fatta di cura e attenzioni. Portato a casa, anche noi abbiamo la macchina, anche tutte le cose dialisi facevo a casa 14 ore ogni giorno. Attorno alla famiglia in queste ore l'intera comunità bengalese, ma non solo. Lo stesso Sunni è da 17 anni in Italia e ora lavora in una pizzeria da sport a Conegliano. Sidratul riposerà qui nel cimitero di Sanfior, dove il fratellino di nemmeno 4 anni frequenta l'asilo. Il papà vuole che stiano vicini. Lui studia infanzia lì a Sanfior, quindi ogni giorno posso vedere i miei figli. Mercoledì l'ultimo saluto con rito musulmano bengalese. La famiglia trova forza nella fede. Anche fortunata. Fortunata vuol dire Dio è piaciuto a lei, così portato a lei subito. Perché tutti gli angeli è una fortuna di Dio propriamente, è un regalo di Dio. Ha combattuto per 5 giorni dopo il drammatico incidente avvenuto in via Codalunga a Carbonera. Siamo in provincia di Treviso. Il cuore di Silvia Zampieri ha cessato di battere nelle scorse ore. 32 anni, nata e cresciuta a Carbonera, da un paio d'anni era residente a Casiera. Lo schianto mercoledì scorso, un frontale tra l'auto della donna ed un'altra vettura. Per cause ancora in corso di accertamento, la 32enne ha perso il controllo della sua Toyota Yaris e si è scontrata contro un'Audi guidata da un 53enne. La Procura di Treviso aprirà un fascicolo per omicidio stradale. Laureata in psicologia di comunità all'Università di Padova, era collaboratrice della cooperativa alternativa di Vascone, coordinatrice della casa Le Nuvole di Ponte di Piave. E tragedia nel pomeriggio a Villa d'Asolo, siamo ancora nella Marca. Un volontario della parrocchia è morto cadendo dal tetto della bocciofila. Sono stati inutili i soccorsi per Giuseppe Zanon, 65enne di Villa d'Asolo, morto sbattendo violentemente la testa dopo una caduta da circa 3 metri di altezza. L'episodio si è verificato intorno alle 16 all'interno del circolo ricreativo di Via Calderon, nei pressi della parrocchia. La gravità delle ferite riportate al cranio avrebbe causato il decesso pressoché immediato dell'uomo. L'elisoccorso, intervenuto in pochi minuti assieme a un'ambulanza e all'automedica del Suemi di Crespano, è infatti rientrato alla base subito dopo la constatazione del decesso. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per ricostruire la dinamica della caduta, raccogliendo anche le testimonianze delle persone eventualmente presenti al momento del fatto. Un malore, una scivolata, una distrazione, tutte le cause sono al vaglio degli inquirenti per capire cosa abbia causato la caduta, avvenuta mentre il 65enne, ex muratore e da sempre volontario della parrocchia, stava facendo dei lavori sul tetto dell'edificio adibito a bocciofila. Non è chiaro come Zanon sia arrivato in cima alla copertura, né appunto cosa lo abbia fatto precipitare a terra, provocandogli la frattura del cranio. È stato un altro dei volontari a trovare il cadavere già a terra a metà pomeriggio. Vasto il cordoglio per l'intera comunità parrocchiale e civile, dove Zanon era molto conosciuto. Un pilota di parapendio è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Bortolo di Vicenza dopo un incidente appunto con il parapendio avvenuto a Pove del Grappa. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, un cittadino straniero del quale non è stata ancora resa nota la nazionalità, è precipitato da 10 metri. Sono stati alcuni passanti a chiamare i soccorsi. La vittima è stata trasferita all'ospedale di Vicenza ed è in condizioni critiche. Violenza nei confronti di un capotreno in servizio. Un uomo si è avvicinato e, strattonandola, le ha rubato il tablet. Fermato. È stata aggredita mentre svolgeva il suo lavoro. Una capotreno in servizio in un convoglio in partenza dalla stazione di Venezia Santa Lucia e diretta verso il Trevigiano è stata avvicinata da un uomo originario dell'Est Europa che con violenza le ha strappato di mano il tablet aziendale. Una colluttazione durata qualche secondo. La donna non voleva abbandonare lo strumento che le consente di svolgere le sue mansioni all'interno dei treni. Ad avere la meglio l'uomo che con irruenza le ha strappato di mano il tablet per poi scappare
irregolare. Immediata la denuncia alla polizia ferroviaria. A poche ore dal fatto l'uomo è stato rintracciato mentre proseguono le indagini per capire il perché della violenza. Forse all'origine l'idea di poter ricavare del denaro vendendo il dispositivo. Sostegno alla capotreno aggredita espresso fermamente dal sindacato dei ferrovieri del Veneto. È stato ritrovato Davide Lucchetti, Luke per gli amici, il giovane batterista del gruppo Oggetto Sconosciuto, scomparso il 1° maggio intorno alle 20:30 mentre si trovava a Budapest per un tour musicale. Oggi alle 15 il giovane ha contattato la famiglia mentre si trovava su un treno da Vienna a Venezia diretto verso casa. Il papà ha subito avvisato le forze dell'ordine che lo hanno intercettato a Tarvisio e l'hanno riportato ai genitori. Davide sta bene ed è ora al sicuro con la sua famiglia. Siamo profondamente grati a tutte le persone che ci hanno aiutato nelle ricerche, che hanno condiviso l'appello, hanno scritto i familiari del giovane sui social. Paura a New York. Un aereo proveniente da Venezia nella fase di atterraggio ha colpito un furgone che percorreva l'autostrada vicina alla pista. Era in arrivo all'aeroporto internazionale di Newark Liberty, nel New Jersey, l'aereo della United Airlines proveniente da Venezia che durante la fase di atterraggio ha urtato un palo della luce e un camion per le consegne lungo l'autostrada che costeggia l'area aeroportuale poco prima di toccare terra. L'incidente è domenica 3 maggio alle 14, ora locale di New York. Secondo quanto riferito dalle autorità statunitensi, il Boeing 767 è riuscito ad atterrare in sicurezza e raggiungere il gate. A bordo oltre 200 passeggeri e 10 membri dell'equipaggio. Nessuno di loro ha riportato ferite. Nell'impatto è rimasto coinvolto anche il furgone. Le immagini diventate virali, riprese dalla telecamera interna di sicurezza del veicolo, mostrano gli attimi dello scontro. L'autista è stato trasportato in ospedale con ferite lievi da taglio ed è stato successivamente dimesso. In corso le indagini per accertare le cause dell'incidente. Trump apre un nuovo fronte contro l'Europa, l'annuncio del rialzo dei dazi sulle auto europee dal 15 al 25% che potrebbe costare molto all'Italia e al Veneto, che ha economie con rilevanti settori automotive. Su questo si è espresso oggi il presidente della Camera di Commercio di Belluno Treviso, Mario Pozza. Soprattutto nella zona qui del Trevigiano, Veneziano e anche parte del Bellunese ci sono tante aziende legate all'automotive. Poi sappiamo che Trump ogni giorno dà degli annunci, io mi auguro che nei prossimi giorni si possa chiarire un po' questa situazione con la visita del J.D. Vance, segretario di Stato, che incontrerà probabilmente anche la Meloni, anche perché insomma ha tanti fuochi accesi e accendere un ulteriore fuoco contro l'Europa credo che non porti bene neanche a loro. Stiamo vedendo la realtà quotidiana, i costi energetici che aumentano, le pompe di benzina è sempre più cara e questo va a gravare sulle famiglie, va a gravare sulle imprese e bisogna trovare una soluzione a questo problema e la dovrà trovare anche con l'Europa. E dopo l'annuncio del Presidente degli Stati Uniti di voler ritirare soldati statunitensi dalla Germania, l'eco della dichiarazione si fa sentire anche a Vicenza, dove i sindacati esprimono preoccupazioni. Intanto in città proseguono i lavori per il nuovo villaggio americano. Schizza verso l'alto il livello di attenzione dei vicentini per la possibile riduzione degli investimenti militari USA che potrebbero avere ricadute importanti anche in città. La perplessità dei cittadini combattuti da sentimenti di maggiore indipendenza e le inevitabili ripercussioni su sicurezza ed economia a seguito delle dichiarazioni di Trump. Se lui fa una guerra senza dirci niente e poi pretende l'aiuti e se non gli diamo l'aiuto ci toglie le basi, io dico che questo accordo va rivisto. Gli americani siamo più sicuri con la base qua. Se vengono qua noi siamo già riparati da qualche missile. E queste basi a me
mi danno un po' fastidio, sono un po' ingombranti per me. Allora, sul territorio è chiaro che si sono create anche delle economie relative alla presenza degli americani qui e queste economie rischiano di saltare, per cui molta gente avrà delle grosse difficoltà. A livello locale sono circa 800 i dipendenti diretti civili nelle caserme vicentine, per cui i sindacati esprimono preoccupazione. L'utilizzo delle basi americane in Italia è comunque solidamente regolamentato da accordi bilaterali e dall'accordo internazionale NATO-SOFA. C'è preoccupazione moderata, come sempre, quando ci sono questi annunci politici da parte di questa amministrazione, che ha dato prova nell'ultimo anno di essere molto ballerina. È vero, come si è detto, che c'è stato negli anni un grande investimento, circa 500 milioni di dollari per l'ampliamento del villaggio e degli alloggi all'interno della base, e i lavori stanno attualmente proseguendo. Gli investimenti sono ingenti e anche al villaggio soprattutto andranno avanti, se non altro, fino al 2030. Detto questo, quando ci sono poi delle decisioni militari, quello che spaventa è che una decisione militare viene presa e viene poi ascoltata e quindi processata dall'alto al basso, quindi questo magari spaventa un pochino, però riteniamo che debbano fare i loro passaggi eventualmente per arrivare a tanto. A Padova ora Comitato Ordine e Sicurezza, questa mattina in prefettura zona rossa della stazione rinnovata per altri 6 mesi. La stazione di Padova da zona rossa diventa zona a vigilanza rafforzata. La decisione del prefetto di Padova Giuseppe Forlenza, in linea con le disposizioni del nuovo decreto sicurezza, è stata comunicata durante l'ultimo comitato per l'ordine e la sicurezza alla presenza delle forze dell'ordine dell'amministrazione comunale di Padova. Adesso c'è un decreto sicurezza che è stato approvato, è legge. E quindi il prefetto oggi ci ha comunicato questa cosa che evidentemente sapevamo tutti, del fatto che sia diventata legge, quindi c'è la possibilità per ogni prefetto, d'accordo con le forze dell'ordine, e questa è una novità rispetto al passato, alla presenza anche del procuratore della Repubblica del Tribunale di Padova, può decidere se una determinata zona può essere destinataria di un controllo un po' più importante rispetto a quelli che vengono fatti normalmente. Nel giorno della scadenza il provvedimento che prevede i controlli ad alto impatto nella zona della stazione è stato rinnovato per un periodo più lungo di 6 mesi, questo in base a quanto previsto dal nuovo decreto sicurezza, che consente di stabilizzare queste misure per periodi più lunghi. Si è condiviso che l'unica zona di Padova dove è utile continuare questo impegno da parte delle forze dell'ordine sia la zona della stazione, per cui rispetto al passato non cambia assolutamente nulla. È istituita sulla base del decreto sicurezza questo comparto che durerà per 6 mesi. Nelle ultime ore, durante i controlli nelle vie vicine alla stazione, i carabinieri hanno arrestato un 26enne gambiano sorpreso in piazza De Gasperi insieme ad altri nordafricani. Alla vista dei militari lo straniero si è dato alla fuga verso via Tommaseo, dove è stato bloccato. Nascoste nel calzino aveva 5 dosi di hashish pronti per essere spacciate e una dose di marijuana. Ed ora le ultime notizie sul Tribunale della Pedemontana a Bassano del Grappa. Oggi incontro a Venezia. Il progetto del nuovo Tribunale della Pedemontana metterà piede in Parlamento. E finalmente, viene da dire, finalmente appunto ci sono anche dei tempi sulla discussione che dovrebbe portare il condizionale d'obbligo, come pure tutta la scaramanzia del caso, alla riapertura del Palazzo di Giustizia bassanese prima della fine di questa legislatura. La novità arriva da Venezia, dove la consigliera regionale Morena Martini ha presentato una risoluzione che impegna il governo veneto a fare tutto quello che è nelle sue possibilità per portare avanti la causa del Tribunale di Bassano. A fornire una prima e clamorosa tempistica è il presidente della Commissione Giustizia alla Camera. Da Veneto sono fiducioso e stiamo lavorando per questo. Adesso inizia una fase parlamentare che nei mesi di maggio e giugno entra nel merito, le audizioni prima, gli emendamenti poi, e lì andremo al dunque per capire i tempi finali di questo provvedimento.
Insomma, a maggio audizioni, a giugno emendamenti. Una marcia a tappe serrate per chiudere prima possibile un pacchetto che comprende anche altri tribunali. La cosa importante che è stata inserita nel testo del disegno di legge è stata più risorse, quindi non è vero che si tolgono risorse ad altri tribunali se si istituisce il Tribunale di Bassano, ma arrivano in Veneto più risorse. Questo credo sia un argomento importante che spegne anche qualche resistenza forse eccessiva. A Venezia c'era pure il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, che non si è mai tirato indietro quando è stato il momento di dar battaglia per il progetto. Qui non si tratta di riavere indietro il giocattolino che qualcuno ha portato via, ma di investire davvero su un nuovo tribunale che non è un tribunalino, che prevede una circoscrizione molto ampia con 500.000 abitanti, e quindi questi sono utenti, sono cittadini, sono imprese che meritano ovviamente una risposta. Non ci sono giocattolini, non ci sono tribunalini. C'è un territorio che vuole il tribunale e lo vuole senza andare a togliere niente a nessun altro. E la Martini lo ribadisce chiamando tutti alla volata finale. Basta contrapposizioni, uniamoci, è il momento giusto, il governo ha già fatto la sua parte, ora tocca al Parlamento e tutti uniti per poter portare a casa un grande risultato, non per Bassano, per il bassanese, per il cittadellese, per la pedemontana, ma un grande risultato per tutto il Vicentino. Crisi della pesca questa mattina, tavolo a Mestre con parlamentari, eurodeputati, consiglieri regionali e le associazioni di categoria. L'obiettivo è quello di individuare con le categorie i singoli problemi, che in parte li conosciamo, in parte non li conosciamo, le singole opportunità che in parte sappiamo, in parte non le sappiamo, e formalizzarle e poi renderle partecipi in termini di collaborazione a tutti i soggetti che hanno un potere decisionale. È il quadro emerso dall'incontro convocato a Mestre dall'assessore regionale alla pesca Dario Bond, che ha riunito eurodeputati, parlamentari, consiglieri regionali e rappresentanti delle categorie. La crisi della pesca nell'Alto Adriatico ha raggiunto ormai un punto critico e istituzioni e operatori del settore cercano risposte urgenti. Il distretto Alto Adriatico, ma soprattutto il Golfo di Venezia, che vede per i cambiamenti climatici in ginocchio la molluschicoltura innanzitutto, sia delle lagune che del mare. Ha visto dal 2023 in poi tutta una serie di eventi climatici che hanno messo in ginocchio un settore che a dir poco conta 500 milioni di euro l'anno. Dobbiamo unire le forze in un momento molto particolare e anche delicato della pesca e del distretto dell'Alto Adriatico. Una crisi senza precedenti, l'ha definita l'assessore Bond, che colpisce contemporaneamente ambiente, economia e lavoro, annunciando così la prossima istituzione del tavolo interistituzionale sulla pesca, un organismo che sarà formalizzato dalla giunta regionale e che avrà il compito di riunire con continuità tutti i soggetti coinvolti per individuare interventi concreti e immediati. Un tavolo che a nostro auspicio è innanzitutto operativo, perché in questi casi serve l'operatività, ma mettere assieme la politica che conta, la politica che può cambiare le cose, la politica che deve dare gli indirizzi, credo sia fondamentale e strategico. Un insieme, un gruppo, una collaborazione per uscire e cercare di dare delle risposte a questo comparto che sta male, che è in sofferenza, ma che insomma alla fine può anche trovare un'alba. Cane lasciato nel bagagliaio mentre i proprietari erano al cinema. È accaduto a Bassano, coniugi denunciati per abbandono di animale. Loro a gustarsi il film, il loro cane che abbaiava rinchiuso nel bagagliaio dell'auto nel parcheggio della multisala. Un tempo troppo lungo, un paio di ore, incompatibile con qualsiasi condizione di benessere per l'animale. Per questo i carabinieri della stazione di Bassano del Grappa hanno denunciato due coniugi, entrambi pensionati e residenti a Romano de Zelino, per il reato di abbandono di animale. L'intervento risale al 23 aprile scorso, quando i militari sono stati chiamati a verificare una situazione sospetta. Una volta sul posto hanno accertato che il cane era stato lasciato incustodito nel vano posteriore dell'auto, con i finestrini chiusi e in condizioni definite incompatibili con la sua natura. Una situazione di forte disagio e stress per l'animale, rimasto rinchiuso per tutta la durata della proiezione.
Dopo gli accertamenti è scattata la segnalazione alla Procura della Repubblica. Il caso ripropone l'attenzione sul rispetto degli animali e sulle responsabilità dei proprietari, soprattutto con l'arrivo della stagione più calda. È tutto, grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla l'appuntamento è con il nostro meteo. Arrivederci.